sudando. Abbiamo appena detto, ma lei chi è? Puddu. Puddu, piacere, io sono Puddu. E di nome? Pu è il nome, tu è il cognome. Ma perché? A mamma piacevano i Pu, a papà gli due, è uscito Puddu, ragazzi. Vabbè, ma lei cosa fa nella vita? Io sono coltivatore diretto. Ah, bene. In Ramuso, c'ho una striscia di terreno, lunga 17 km, larga 20 cm. Come 20 centimetri? Se è una striscia, ragazzi. E cosa ci fa con una striscia di 20 centimetri? Stai attento a non sconfinare che il vicino ti tira a balla. Vabbè, cosa ci ha fatto lei con questa striscia? Cosa ci ha fatto? Non sapevo cosa farci perché infatti devi stare attento a quello che coltivi. Certo. Ma è venuto mio cugino da Amsterdam. Ha portato questi semi belli, dice pianta questo frangivento bello che esce. Un frangivento. Lei l'ha piantato? 3-4 mesi sono venute delle piante belle alte 5 metri, ragazzi. Addirittura. Belle. Un bel frangivento, è lungo 17 km. Il frangivento. Con questo fiore che non ti fa passare la zanzara. Ah, un resinoso. È tipo il Leandro, rimane. E quindi è andata bene. È andata bene, solo l'invidia. In Sardegna. L'invidia della gente. Cosa è dei successo? Sono arrivati questi due ragazzi vestiti uguali. Ma come erano vestiti? Cioè avevano questo completino grigio toppo con una striscetta gialla che sono scesi dalla macchina E la macchina com'era? in pandan, uguale, sì? simile, che ho detto questi sono grande fratello miei ragazzi, Perché? perché c'era scritto GDF, ragazzi. E non erano. Non era grande fratello. E loro mi fanno, venga qua un attimino, perché lui c'ha delle piante di marijuana alte 5 metri. Perché? Perché? Perché le concimo, ragazzi. Sono venute belle. Vedi che delle volte basta avere la risposta pronta e è andato tutto È bene. andato tutto bene, dopo 5 anni di galera siamo tornati al campo Ah, però ha cambiato e abbiamo deciso che cambiamo il business. business. Cambiamo il Il business. business. Vabbè, cosa ha fatto? Abbiamo fatto energia alternativa. Ah, come il fotovoltaico. Una cosa è quindi dei pannelli. No, pannello non ci sta, che è verticale, non lo metti, ragazzi, non mi prende il sole. E allora? Abbiamo fatto batteria di cricetti. E cioè? 5 km a batteria di cricetti. Le gabbiette impilate una sull'altra. Ah. Tu al toppo quando sale nella ruota, se tu alla ruota l'attacchi la dinamo della bicicletta e quello fa energia, ragazzi. Vabbè, ma questo non è il fotovoltaico. No, questo è toppo voltaico. Il fotovoltaico. E E gli hanno prodotto dei soldi. il primo anno mi hanno fatto 25,50 euro di energia, ragazzi. Non è che Non sia è tanto, non è tanto. Però il primo anno. Dovevano abituarsi. Il secondo anno mi hanno fatto 25.000 euro al giorno. E come mai? Perché le ho cambiato il mangime, ragazzi. E cosa gli ha dato? Cocaina l'ha podato, ragazzi. No, scendevano più dalla ruota, andenne, ragazzi, andenne sfumando, ragazzi. Ragazzi. E quindi alla fine è andata bene. Alla fine è andata bene, dopo altri 8 anni di galera. E c'è la recidiva, ragazzi. E adesso cosa fa con questa? Adesso siamo tornati alle tradizioni. E cioè? 3 pecore. Ah, pecore. Pecore nane sono, perché se no mi sconfinano, ragazzi. E cosa fanno queste? Mi fanno bricchi di latte lui. E cosa ci fa? Ci manca il caffè direttamente. E come fanno a fare il brick? Perché le doveva mangiare Tetra Pak. Ah, Vabbè, ma signor Puto, lei cosa ci fa a San Giovanni stasera? Io sono venuto perché c'è mio nipote. Suo nipote, qua? Un bel ragazzo, Un ragazzo. certo. Certo. Sono rimane un po' timido, ragazzi. Sono timidi. Sì, innamorato di una ragazza qua di ottava, amica. Ah, di ottava? E sarà qua in zona, perché San Giovanni Perché non ottava, si dichiara? ragazzi. Perché è mezzo guasto adesso. Diamogli una mano, lo mettiamo qua, vado a chiamarlo, come si chiama? Salvatorangelo si chiama. Chiamalo, ma è timido lì, no? Salvatorangelo. Salvatorangelo! Chiamalo, vedete. Questo qua me l'hanno dato insieme alla macchina. Che dice che era full optional, c'era dentro servo stesso, servo freno e servo pastore, ragazzi. Salvatore, falla di nome, ragazzi. Mi illumini, quanto è bello, Salvatore, mi illumini. Grazie de gamma, se ti metto la faccia in culo. Cosa? Ah? Guarda che bel ragazzo. Ah, te lo immagini? Sei un bel ragazzo, questo quando esce fa danno, ragazzi. Sto se ne porta a casa 4 o 5, ragazzi. Nel cofano le mette. Oh no, Salvatore! Che bello che sei, ragazzi.
Con questo fisico che c'hai, con questo... Ma quando mai tu le ragazze le dovresti stendere, prima lavare però, poi stendere, eh? Quando mai? Quella frase che ti ho detto per conquistare le femmine, ricordati. Me la ricordo la frase, me la ricordo. Me la ricordo come devo dirla. Intelligente, no? Com'era? La frase, prima di tutto le fai un bel sorriso, la ragazza. Sorriso, le fa un bel sorriso. L'ho colpita? E affondata pure lei. Ascolta, fai una cosa, poi la conquisti con uno sguardo seducente. Fai uno sguardo seducente. L'ho sedotta? Vai seduta, più che altro. Vai seduta. Sto andando bene allora. Prova a conquistarla con l'inguaggio del corpo. Dai. Ti faccio una base io ritmica sasata. Bauci, bau, bauci, bauci, bau, bauci. Come sto andando? Bene, te lo chiamo l'esorcista adesso. Io ho fatto quello che mi hai detto tu. No, io ti ho detto di conquistarla con il linguaggio del corpo, non di farla andare di corpo. Visto, adesso non è forte, ragazzi. Chi? Questo male me, ragazzi. Oh, yeah. La frase, te la ricordo, quella Sì. frase lì. Quando arriva la ragazza, la te ne dici, No, signorina, permette che l'accompagni? E basta questo. Basta questo, saluto. Grazie. Allora, quando arriva le faccio... La sguardo, Signorina, permette che l'accompagni? Megas. E ce la faccio. Con quel sorriso così, con questo fisico da spantanato, cioè. Ah, io sto andando allora. Dai. Salvatore, non ti caghi, sì. No, sono pronto. Mi raccomando, la forma sbagliata. Allora, sorriso, sguardo. Signorina, permette... Questa non ce la fa. Punto. Oh, yeah. Ascolta. E? E se lei mi dice no? Perché ti Che delle volte succede che tu... capito? Chi deve essere chiuso adesso? Non lo so come vi trovate con questa qua adesso. Io non lo so, cosa se ti dice di no è facile. Lo faccio Tu io. le fai un sorriso così, una risatina di quelle per sforzare, non le fai. E perché no, Gaz? No, Gaz non glielo dico, e perché no? E te la prendi sotto braccio e te la porti. Prova con la risata, prova a fare la... No, meno satanica la vita. Fammi una normale di risata. Una un po' più intelligente, fa. Questa è bella. E perché no? Sotto braccio e vado. E vai. E vai, così basta questo. E basta questo, se no non c'è preda niente. Io sto andando. Signorina, permette che l'accompagni lì? No, e io. Perché? Tu. Cazzo di Ascolta, e se mi dice se ne vado o chiamo la polizia? perché ti deve Allora chiamare? dico Gianfranco è successo. Ma Gianfranco la stava scippando a quella, ragazzi. Ma gliel'ha detto però, E se ti chiama la polizia, allora tutti i giochi da calciatore americano, tu la guardi negli occhi, grida negli occhi e le dici signorina, sarò io il suo poliziotto innamorato che la proteggerà contro chiunque. Con la mano così da candidatore, cazzo. Con la mano. Tu la guardi, signorina, sarò io il suo poliziotto innamorato che la difenderà contro chiunque, cazzo. Prova. Signorina, Vai. sarò io il suo poliziotto innamorato che la difenderà contro chiunque. Con la mano. No, la mano prova con la mano dietro. Prova con la mano. Contro chiunque. Ma fai una cosa, la mano in tasca poi. Ascolta, ma io sono un po' imbamboato perché questa giacca che mi hai regalato, guarda, c'ha la manica una più corta dell'altra. Sei tu che non la sai indossare quella giacca. No, c'è la più corta. No, sei tu quella giacca va indossata con un portamento, un macchina, su. Ci vuole un portamento, diciamo, spavaldo. E cioè? Devi portare avanti il braccio, no, me lo mi. Così. Allora vedi che pari adesso. Vero?
Questo C'è più corta è... qua però, Come? C'è più corta qua, guarda, tutto sollevato. Perché la spavalderia va un attimino aggiustata, devi accompagnarlo con, diciamo, pronare, diciamo, di pronarmi il ginocchio corrispondente, non preso l'umiltà della spavalderia. Adesso è uguale, mi dice. Come più corta dietro? E come facciamo? Perché allora devi sbustare in avanti, sbusta, Così. sbusta me, È vero! così, se non sei virile così. E adesso la grande proprio. Io faccio la donna adesso. Dai, proviamo, dai. Signorina, permette che l'accompagni? Oi, Sì o no? oi, Poi cosa? oi, no. Ah no, e perché no? Veramente no. E perché no? Veramente no, che la pongana, cazzo. Non devi dire che chiami la polizia! Ma rilassati. C'hai ragione. Allora, guarda che chiama la polizia adesso. Signorina, sarò io il suo poliziotto innamorato che la proteggerà contro chiunque. Con la mano, in tasca. con la mano, no, perché mi pare una burrica così. Niente male. Niente male, io sto andando. Ci sono, Mi raccomando, Ce la faccio. portati 50 euro, però tutto per andare tornando. Ciao. All'anno a 50 euro. Fai due giri. Arrivando. Non mi ricordo più niente. Signorina, permette che mi accompagni e poi... polizia, ce la faccio. Ce la fa, dai, vai. Signorina, permette che... Signorina? Permette che l'accompagni? Sì. Come ci devi dire no? No, se no la polizia, appunto, non ti ha fatto un casino a fare. Oh no, la papà, questa qua. Ragazzo. Ma questa qua ha fatto un macello, tanto signorina, permette che l'accompagni? E lei, sì. Vabbè. E deve dire no, se no come andiamo avanti, no? E così l'abbiamo provata. Tu sei una celebrata, adesso ci penso io, te la foto io a questa, tu non te la meriti. Ciao Massigas. Niente che permette che ti accompagni a coso? No. Ma vedi, ha detto no, bravo, adesso chiama la polizia però, dove sta andando? Secondo me non ha funzionato. Anche secondo me. Eppure io ho fatto quello che mi hai detto tu. Non l'hai fatto quello che ti ho detto. Allora, quello che mi hai detto stamattina l'ho fatto. Non l'hai fatto. L'ho fatto. E cosa hai fatto? Ho colto il leone. Cosa hai fatto? Quello che mi hai detto, ho colto il leone. Tu mi hai detto stamattina urlando, cogli il leone, cogli il leone. Cosa hai detto coglione?